È aprile e l'isola dell'Asinara si sveglia da un lungo respiro silenzioso. È stato il profumo della macchia mediterranea che esplode nel sole caldo di primavera ad aver dato il benvenuto ai 120 atleti della prima Elf Marathon. La kermesse, organizzata con minuzia di particolari dal Triathlon Team Sassari di Fabrizio Baralla, ha centrato in pieno l'obiettivo: offrire una valida alternativa agli appassionati della 21 km, decisi a spendere, con affetti al seguito, la festività post-pasquale in un autentico paradiso naturalistico, dove il blu cobalto del mare abbraccia il verde selvaggio di una terra che pare ferma nel tempo. Sport e natura, magicamente a braccetto, hanno dato i primi sussulti già alle 8:30 del mattino. È qui che la carovana degli iscritti ha preso possesso del traghetto che da Porto Torres ha trovato destinazione a Calareale. Pochi minuti di transfer con i bus messi a disposizione dall'organizzazione per raggiungere il borgo incantato di Cala d'Oliva, da cui alle 11:30 ha preso il via la corsa. Dallo start si è subito compreso che non sarebbe stata una mezza qualunque, non una gara da improvvisare. Il profilo altimetrico, simile a quello di un trail, era impegnativo anche se da correre interamente sull'unica strada cementata che giunge a Fornelli. Sorrisi, adrenalina, energia contagiosa da parte di tutti, agonismo e preparazione misti al profumo di salsedine che premiano però soprattutto Michele Cuccu. Primo al traguardo col tempo di 1 ora 21 minuti e 47 secondi davanti a Pietro Grussu, 1 ora 22 e 58, e Giuseppe Loriga, 1 ora 24 e 58. Bellissimo, un'esperienza bellissima, sono contentissimo di essere arrivato prima a questa prima mezza maratona dell'Asinara. La gara era bella impegnativa, però dai, un panorama, una roba pazzesca che spero anche l'anno prossimo di esserci e che si faccia e provare a vincerla nuovamente. 21 km ma non aveva nulla a che fare con una mezza maratona. Non c'era, forse solo il nome c'era, per il resto era molto impegnativa. Salite molto impegnative, infatti strappi continui, sali e scendi continui che a noi runner queste cose non piacciono. In realtà a me non piacciono, magari agli altri piacciono, però dai, gestione, ero lì, sapevo di quanto valgo, quanto posso dare, ho fatto la mia tattica e sono riuscito a portarmela a casa. Strategia voluta, hai inseguito all'inizio, poi hai deciso tutto alla fine? Il ragazzo che era davanti a me, che è un mio carissimo amico, ha deciso di improntare la gara in una maniera sua, personale ovviamente. Io, conoscendo già in anticipo l'altimetria della gara, mi sono tenuto un po' più basso, perché comunque sia un po' anche l'esperienza di questi anni mi ha portato a non partire troppo forte. Allora lì intorno al 16° avevo conservato e ho deciso di attaccarlo, sono riuscito e gli ho dato qualche centinaio di metri e alla fine lì è solo bellissimo, perché c'è la discesa, ti porta giù e la gente, tutto quanto, è stato perfetto. Organizzazione? Perfetta, assolutamente perfetta, capisco che sia complicato in un'isola del genere soprattutto. È giusto il numero di persone che ci sono e magari poi l'anno prossimo si farà meglio, ancora meglio, difficile fare meglio di così. Gara decisamente meno combattuta quella al femminile, che ha visto la campionissima sassarese Eleonora Gardelli chiudere prima in 1 ora 31 e 11, 11ª assoluta, davanti ad Adriana Guadalupe De Si, staccata di quasi 2 minuti, e Silvia Piras. Da un'esperta di maratone, la vittoria di quella che di fatto una mezza maratona non è. Sì, esatto, vale un po' di più, perché comunque le salite erano parecchie, ma devo dire la verità, è stato un regalo di Pasquetta stupendo. Non era prevista la mia partecipazione perché l'ho deciso ieri e avrei dovuto fare un allenamento. Ho visto di questa bella iniziativa, questa gara stupenda in un percorso veramente, credo, uno dei più belli che abbia mai corso in assoluto nella mia carriera, e ne ho corso tante di gare, e quindi grazie veramente per questa organizzazione, perché è stato stupendo. Quali sono le difficoltà di questo tracciato, questo saliscendi che di fatto è un trail?
Allora, secondo me la difficoltà maggiore è la gestione di gara. Ho visto tante persone partire un po' forte e poi perdersi parecchio nel finale. Io, come dicevo, era un po' un allenamento per me, quindi ho avuto la possibilità di gestirlo con tranquillità. Quindi i primi 10 km mi sono goduta il panorama e poi la seconda parte di gara ho cercato di spingere un po' di più anche in salita e lasciarmi andare anche nelle discese. Quindi la difficoltà è sicuramente muscolare, di gestione delle energie e anche un po' del clima, perché faceva comunque un po' caldo. Sardegna, ricordo la vittoria ad Alghero, poi questa, adesso cos'altro ci potrà essere nel tuo calendario? Allora, questa è stata organizzata all'ultima, quindi chissà, magari organizzerò all'ultima anche un'altra, perché correre in Sardegna per me è sempre un onore, è la mia terra e quindi ci torno volentieri, quindi chissà, magari mi vedrete anche in un'altra a breve. L'immancabile Pasta Party e le accese premiazioni a Fornelli hanno celebrato il successo di una gara a numero chiuso che ha saputo valorizzare, rispettandola in ogni suo aspetto, la bellezza incontaminata del territorio. Escape from Asinara ha regalato una certezza all'organizzazione del Triathlon Team Sassari, è a sua volta una certezza. Certo, già dall'esperienza che abbiamo vissuto l'anno scorso, nel mese di settembre, con la prima manifestazione organizzata almeno da quando io sono direttrice, ho visto che tra l'altro sono delle manifestazioni bellissime che si sposano perfettamente col contesto dell'Asinara, quindi non c'è cosa migliore dello sport coniugato con l'ambiente e con lo splendore dell'Asinara. Poi loro come organizzazione sono stati disponibilissimi, eravamo un po' preoccupati perché l'evento coincideva col giorno di Pasquetta e quindi con l'affluenza dei turisti, ma ci siamo raccomandati e loro sono stati perfetti e è andato tutto bene. Dal punto di vista organizzativo non è semplice, tutto si sposa se si rispettano dei paletti di rispetto dell'ambiente chiarissimi. Certamente, ovviamente sapete benissimo che questo è un parco naturale e quindi qua ci sono i vincoli dell'ente parco, i vincoli posti dalla regione in quanto c'è ente proprietario dell'isola, però insomma sia noi collaborando tra enti pubblici con poi tutte le varie associazioni stiamo cercando di fare squadra sia tra enti pubblici che con gli enti del terzo settore per fare non solo rivivere l'Asinara e fare qualcosa di importante ma anche per renderla fruibile agli sportivi, amanti dell'ambiente, dare una visibilità più ampia possibile all'isola. Sta per arrivare Escape, di fatto potrebbe diventare l'isola dello sport quest'isola. Esatto, ma per noi va benissimo, ripeto, per noi l'Asinara ha una potenzialità enorme da tutti i punti di vista turistici, ambientali e quindi come ho già detto per noi lo sport, che cosa meglio dello sport può aprire le porte all'Asinara, una cosa così bella, anzi l'invidio tantissimo perché ho visto degli atleti fantastici. Un debutto d'autore, per una competizione che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario regionale, ma che, c'è da scommetterci, attirerà la curiosità di decine e decine di nuovi appassionati.